La polizia ha arrestato a Mestre una donna straniera su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bologna per sequestro di persona a scopo di estorsione. Dovrà scontare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. I fatti risalgono al 2022, quando la donna, insieme a 2 connazionali, avrebbe fatto irruzione in casa della vittima a Rimini, prelevandola con la forza e portandola a Mestre. In seguito avevano contattato i familiari chiedendo una somma di denaro per la sua liberazione. Le indagini della squadra mobile di Venezia avevano accertato che la richiesta estorsiva sarebbe stata originata dalla collaborazione lavorativa tra la vittima e un connazionale attivo nella compravendita online di prodotti griffati, che dopo aver ricevuto ingenti somme a pagamento per i prodotti di lusso richiesti si sarebbe reso irreperibile senza consegnare la merce. A quel punto le 3 acquirenti, che avevano già effettuato il pagamento per la merce lussuosa richiesta senza averla però mai ricevuta, avrebbero tentato di recuperare il denaro perso tramite la famiglia della vittima, sequestrandolo. All'epoca dei fatti, le indagini della squadra mobile, in collaborazione con i colleghi di Rimini, Bologna e Como, avevano permesso di individuare l'abitazione di Mestre dove era segregata la vittima e poi liberarla con conseguente arresto delle 3 donne.